Dopo il successo di misura sul campo del Canicattini firmato Giacone Carbonaro, la Cicatena torna tra le mura amiche per affrontare lo Scicli, squadra reduce da 2 vittorie consecutive e rivitalizzata dall'arrivo in panchina di Rosario Monaca. Mister Manca ripropone il 4-3 con lo stesso 11 visto domenica scorsa. Linea difensiva guidata dai centrali Giacone e Calì, terzini Francesco Strano e Furnari, mediana con Tabares, Sciuta e Napoli, davanti Fichiera largo a sinistra, Carbonaro centravanti e Solimena a destra. Gli ultimi 2 arrivati, Ranno e Longo, pronti a subentrare dalla panchina. Partenza sparata dei catenoti, calcio di punizione affidato a Tabares sul secondo palo, per Fichiera al centro, tocca la Cognata che mette in calcio d'angolo. Corner per i padroni di casa, lo batte Solimene, si fa vedere Carbonaro, un velo, per Sciuto col destro, grande parata ritrovato e ghiotta chance per la Cicatena. Calì alza la testa e prova il lancio lungo verso Solimene, intercetta Cappello, subentra Carbonaro, Carbonaro accelera dentro l'aria, uno sguardo in mezzo, il cross diventa un tiro, pericolosissimo per Trovato, palla fuori. Continua a premere sull'acceleratore la Cicatena, Furnari trova Carbonaro, sponda per Sciuto che riesce in qualche modo a mantenere il possesso palla. Scarico su Solimene, 1-2, ancora Sciuto all'interno dell'area, salta un avversario, Sciuto cross basso, intervento di La Cognata ad anticipare Carbonaro. Strano per Calì, Calì all'indietro da Romano. Romano perde un po' di tempo, attaccato da Drago che gli respinge il rinvio. Drago, la palla è viva dentro l'aria, arriva Secas che dentro l'area piccola non perdona. Alla prima occasione approfitta di un errore difensivo lo Scicli e passa in vantaggio. Colpita all'improvviso accusa il colpo la squadra di Marcello Manca, qui Furnari spara via. Poi La Cognata di testa, la palla finisce a Drago, Drago il lancio per Secas, è messa male la difesa, Secas entra in aria, il mancino che batte Romano. Lo Scicli nel giro di 2 minuti si porta sul 2-0. Provano a scuotersi i catenoti, angolo di Solimene all'interno dell'area per Calì, acrobazia, salvataggio di Gazzè sulla linea. Non perde tempo Mister Manca che cerca di dare una scossa ai suoi effettuando un triplo cambio, fuori Napoli, Tabares e Strano, dentro Ranno, Longo e Magro. Magro tocca il suo primo pallone, lo scarica su Fichiera, Fichiera punta l'avversario, grande palla con l'esterno all'interno dell'area per Carbonaro, a contrasto con La Cognata e calcio di rigore per la Cicatena. Dal dischetto va Carbonaro che spiazza Trovato e riapre i conti, ancora a segno dal dischetto Nino Carbonaro dopo il gol di settimana scorsa. Adesso è calcio al pareggio, Carpinteri all'indietro da Trovato, Trovato rischia, Carbonaro gli sporca il rinvio, il pallone finisce a Fichiera, Fichiera punta l'avversario, la sterzata, il mancino, Matteo Fichiera, il pareggio è servito, e 2-2 dopo solo 2 minuti il rigore di Carbonaro, arriva il pareggio di Fichiera. Tornano ad attaccare gli ospiti, punizione di Lachina e uno schema al limite dell'area per Gazzè, grande parata di Romano che salva la sua porta. Recupero del primo tempo, Secas in profondità per Drago, Drago lo fronteggia Calì, contrasto spalla a spalla, cade Drago, forse con le mani, si rialza Drago, Drago il traversone basso per Migliorino, Migliorino segna il 3-2 lo Scicli proprio nel finale di primo tempo, tra tante proteste per il controllo di Drago con le mani. Ultima azione di questo emozionante primo tempo, Magro, uno sguardo al centro, traversone per Carbonaro di testa, grande gol ma è tutto fermo per fuorigioco, segnalata la posizione irregolare di Carbonaro. Nella ripresa la Cicatena alza fin da subito il pressing, lancio lungo di Carpinteri, respinge Furnari, poi Carbonaro a duello con Carpinteri, testa di Carpinteri, testa della Cognata, troppo corto, Carbonaro anticipa il portiere, lo salta e deposita in rete. Nino Carbonaro, 3-3. Non c'è un attimo di sosta, riparte Drago che alza la testa, vede Secas, bene di prima intenzione sulla corsa di Cappello, Cappello può spingere a sinistra, aspetta l'arrivo dei compagni e 5 contro 3, la palla finisce a Gazzè, Gazzè entra in aria e infila la quarta rete, il nuovo vantaggio dello Scicli, ripartenza micidiale della squadra di Monaca. Tutto da rifare dunque per i padroni di casa, rinvio alto e lungo di Romano, il pallone passa, Sciuto di testa per Carbonaro, si ostacolano i difensori, Carbonaro col destro, spreca malamente. 77esimo, calcio d'angolo di Solimene, nel cuore dell'area dove c'è Ranno che colpisce sotto porta, il più piccolo di tutti, ha pareggiato i conti col suo secondo gol in campionato, il primo con la maglia della Cicatena. Cappello si appoggia su Gazzè che non controlla, ne approfitta Sciuto che lancia subito Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro davanti a Trovato, la respinta di Trovato e poi Carpinteri subisce il fallo di Carbonaro. Assalto finale per conquistare la vittoria, Giacone sventaglia a sinistra dove c'è Fichiera, il controllo,
Fichera, una sterzata sul mancino, poi rientra sul destro, Fichera il tiro, sopra la traversa. Ultimo dei 4 minuti di recupero, ancora un lancio di Giacone verso Carbonaro, duello con la cognata che svirgola, la mette giù poi Fichera, punta due avversari, Fichera riesce a passare il destro, parata ritrovato, poi Solimene, il palo, mischia furibonda ancora trovato e alla fine non riesce la Cicatena a buttarla dentro. Finisce 4-4, squadre stremate che hanno dato tutto quello che avevano in campo. La Cicatena che ha disputato degli ottimi primi 20 minuti, poi dopo il gol subito si è spenta la luce e la partita è sempre stata giocata senza i giusti ritmi. Errori tanti, è vero, ma anche tanto orgoglio, perché inseguire sempre l'avversario nel punteggio e riuscire a rimontarlo e sfiorare più volte la vittoria deve comunque essere considerato un aspetto positivo. C'è tanto da lavorare per sistemare l'equilibrio in campo e bisogna farlo in fretta, perché domenica prossima si va in casa della capolista Schiacciasassi Niscemi, che fin qui ha vinto 10 volte in 10 partite.